Quest'anno l'evento conclusivo del Giugno Antoniano si ispira proprio a San Francesco d'Assisi, dato che questo è il tema che ci ha accompagnato durante la tredicina e in questo mese. Sarà lo spettacolo di Giovanni Sciffoni che si intitola Fra, uno spettacolo molto noto, San Francesco la superstar del Medioevo, un monologo molto suggestivo che ci fa sentire davvero San Francesco come nostro amico. San Francesco, uomo e santo, raccontato a tutto tondo nel monologo che Giovanni Scifoni presenterà sabato 27 giugno alle 20:45 sul sagrato della Basilica del Santo. Ingresso libero fino a esaurimento posti per l'evento di chiusura della 20ª edizione del Giugno Antoniano dedicata agli 800 anni dalla morte del poverello di Assisi. Un racconto attraverso il teatro, la danza, il canto e anche il disegno, quello proposto da Scifoni con la regia di Francesco Ferdinando Brandi, che narra i passaggi chiave della vita del santo per concludersi in un finale potente con la lode a sorella nostra morte corporale dalla quale null'uomo vivente può scappare. In Basilica inoltre è possibile percorrere l'itinerario francescano, un percorso spirituale in 8 tappe in occasione dell'anno santo dedicato a San Francesco che parte proprio dall'arca e dal rapporto tra Francesco e Antonio. Quest'anno una reliquia di San Francesco viene esposta tutto l'anno durante il Giubileo francescano, indetto da Papa Leone appunto a conclusione del 2025. Nel 1226 San Francesco d'Assisi saliva al cielo, concludeva la sua vita terrena, ma ci lascia in eredità questo tesoro di pace tra i popoli, il tesoro del Vangelo, il tesoro di Gesù. Ecco, la reliquia richiama concretamente questo grande insieme di valori spirituali.